I dati ci dicono che sono in aumento proprio gli incidenti sulle strade extraurbane, quindi, ehm, se pensiamo agli autisti che devono fare il loro lavoro, rispettare dei tempi di guida, quindi hanno bisogno di fare delle pause, rispetto agli altri stati europei il nostro territorio non è assolutamente adeguato. Il numero di tir e camion sulle strade del Veneto è in aumento, così come il numero di incidenti stradali che vedono coinvolti mezzi pesanti. Eppure, molto spesso, denuncia la FIT CISL di Belluno Treviso con il suo nuovo segretario Maurizio Fonti, questi mezzi viaggiano a metà carico. Come azienda abbiamo una frammentazione tale che questo purtroppo comporta la circolazione di veicoli che magari hanno metà carico e quindi abbiamo un incremento notevole di mezzi in circolazione e le strutture però le strade son sempre quelle. Sono ancora troppi gli incidenti sul lavoro e il numero degli infortuni non accenna a diminuire, un dato che va di pari passo con la mancanza di autisti del comparto, che mette nelle condizioni chi un lavoro ce l'ha di fare degli straordinari, con il rischio di ritrovarsi in strada senza essere riposati. Colpa anche dell'abuso di forme contrattuali precarie e part-time, denuncia il sindacato, scelte per assecondare i picchi di lavoro. Un autista neoassunto oggi con questo sistema va a guadagnare 1.300 € al mese, ma ha un impegno lavorativo di oltre 8 ore. Capiamo bene che oggi con 1.300 € netti non si manda avanti una famiglia, specialmente in questo momento.